Pariatoni ferru iuntus chi erisi a morbido in su territorio de Siniscola, ove un ubette voco catisperdio de chinar da etaros o aziendas agricolas, a zootecnicas, a mortu bestias e ha fatto dannos a sos campos semenaos e mancu male chi non battà più mortos o vertos. Custu manzano a pustischi tottus a notte che tinar de homines e feminar des esercito antincendio a traballaus na pasu su vocu vitis utta controllu, su Canader de sos pompierisi e sos elicotteros regionales arbeschendi a nirgarrigao mizzar de metro scubor de abba istuttande che sas ultimas framas. A pustir de sa bonifica, sos investigadores de su corpus forestale hanno cominciato a chircare sa scaiones e de su vocu e sinnescu, ma considerande commente su numoghi a sar framas e che a de notte sos aereos e sos elicotteros non volano, su ventu forte su nu pacca sardudas a chi su vocu non si attistau posto apposta. Su vocu es cominciau a ora des a 9:0 a su chilometru 89 des a 131 e su ventu forte la dau direttus a forza desi pesare de andare l'estru. A su locus un arribaur direttus os pompieri de Siniscola che in s'azzudu dei squadras arribadar de su comando provinciale de Nugoro, su corpus forestale, sor Barrazzello, sa protezione civile, sor vigiles urbano de Siniscola coordinaur da su sindico Gianluigi Varrisi. Viendes a gravidade de sa situazione su centru coordinamentu su cursos attivau in sa prefettura de Nugoro da sa prefetta Anna Ida Abruzzese e diretto da su comandante provinciale de sos pompieri Fabio Sassu a pedius interventu de sa squadra de sos comandos provincialer de Tattari, Casteddu e Aristanesi. Sal framma sono arribadas a su caminu a su strande sos chivini grande in questo momento dai mare cara a Nugoro sa polizia stradales e sos carabinerisi sono intervenios o diretto tancando sa 131 su traffico in su tretti interessao da su vocu evitando una tragedia. Sal macchinas alla navata scolare in cammino secondario o la navata a tornare in palasa. Attacca unu disaccatto ambientale economico umano su vocu chi dai risero e sta barrau a luttu tottus a notte in sarto de Siniscola minettandes a 131 e su zas industriale. Sar forza d'antincendiu sono resessias a che li stuttare de su tottu custu manzano a pustir de una guerra durada tottus a notte. A sarveschias espotti ubiere su chicana e sperdius ar framas a cantosettaros o galu su corpur forestale leste istimande. Pezzi custu manzano sos Canadair e sos elicotteros antincendio hanno potuto dare una ghettata e mano a sar forza de terra, sa col diretti de Nugoro e Zastra a denunziaus ordan normannos a s'agricoltura e a sa zootecnia sutta le neande che sar framas a cana brusiau aziendas, a pastura, fienile, trattores e ateras attrezzaduras e ana mortu bestias. Sono sos primordatos provvisorios che se muscollinde de sas aziendas agricolas, annau su presidente de sa col diretti Nugoro e Zastra Leonardo Salis, sos agricoltores che sempre hanno posto in pericolo sa vide soro per salvare su bestiamine, ma non hanno potuto nuda contra sa violenza de custu vocu chi si catingurtiu tutto su chi s'accattava tendennantisi. Un atteru disaccattu pro sas aziendas agricolas chi mancari sas squadras antincendio siano intervenir diretto no hanno potuto va che nuda pro su traballo soro. Come tocca de comprendere canto sunus ordanno su bios e prevedire chi pro sos imprenditores agricolos obisiata su rimbursu e siano garantior dai diretto abbe currente pro contipizzare animales e fundoso. Dia de per essere stau su vizu de 48 annos o a occhidere a Corfor de Vuste e stoccadas a Marcella Mura 77 annos de assemini a cattare in domusua de sa badante chi a ta motiu diretto su chente due chi sa femmine stava chi su vizu chi vitisi chi de so servizio sanitario a su locu in localidade Cannada in sarto de assemini sono su prio so scarabinieri de sa compagnia de Casteddu e de su nucleo investigativo de su comando provinciale che hanno firmato diretto usomine che l'hanno aiuto a caserma su magistrato de turno e su dottore legale puro uno arribaoso a compudare su locu da esos primos accertamentos di apparrere chi s'avemina siata morta intro e notte pro commo galo non si schitti proitte su vizula morta su magistrato ata dispostus anatomia chi diata poter dare ateros elementor de profettu prosos inquirentese.
Questo manzano in su bichinau de Vuntana Buddia in Nugora han inaugurato ecocentro nuovo. Presente su sindico de Nugora Andrea Soddus, assessora a Sigeni Urbana Rachele Piras, assessore a Sostraballos Pubblico Giovanni Dettori. Si struttura esti stata avravicata che in fondo regionale se da amministrazione passata e non è mai stata aperta. A me da residente se non fini di accordo e questo manzano pure ha manifestato contro s'entrata in servizio di una struttura che diata podere caionare problema a sa vita vitiana de chi è stata a Furrio. Seco centro de Vuntana Buddia ha aperto de questo manzano a 7 mesi a fianca a sue Pradu. Prosu comune chi dai Pacqua ha costituito una società partecipata prosapinni che separata. Seco centro diata depes crescere a 80% a differenziata chi a su 30 de lampadas de quest'anno viti a su 75,28%, un obiettivo che prosa amministrazione guiata dai suoi sindici suddu a zittade e podete crompire bene chi in profetto. Questo rimpianto che dia per evocare calesi esiati scusa a sosin civiles e chi galuoie chi imbolana sarga in susartu in bezzese de andare a questo ecocentro dove che li ritirano de badasa. Su pras attività de struttura atta bizzilare un comitato de sorveglianza e controllo de su cale va che parte vinza su un rappresentante de sor residentese. Questo comitato ha a deppere averiguare sul rispetto del regolamento di struttura. Notte de pelea in suo inugoro produoso attentaoso uno a su circolo PD de Durgali e satero a su sindico de Cardedu Matteo Piras. In Durgali a ora de sarduarde de notte in sa sede de su circolo PD in Carrera la Marmora esti scoppiata una bombola de gas collegata a un innesco. Su zoccu catischidau mesubidda e caionau danno ormannos a su vravico e a una macchina posteggiata in cui a curzu. In pensu da allarmi a su locus un usuprio sos carabinieri desi stazione de Savidda e sordes a compagnia desi in scola, sasi squadra de sos pompierisi de su comando provinciale de Nugoro che canis tuttaus al framasa e postu in securesa su trettu. In prusu han esaminaus a bombola e accertau che esti scoppiata che in unu detonatore e non pro una perdia de gas. Sos carabinieri de su comando provinciale de Nugoro han diretto avviaus as indagines. Istituziones e politica regionale e nazionale han condannau a Bochemannas attentau. Su presidente desa regione Isolina sindunu comunicau a tasutaleneau chiesto un atto grave meda contra sorvalore desa democrazia e a sas istituzione rappresentativa desa sociedade. Una condanna virme sta arribada peri dai su presidente di su Cussizio regionale Michele Pais, dai su presidente di su Cal su sindico di Nugoro Andrea Soddu, finza su coordinatore regionale desa Lega Eugenio Zoffili at espressau solidarietà a su PD. In occasione che a Custasa tocca de tornare a ripetere chi in forza sul fundamento democratico scompartior dai totus as partes politicas a chi sono usale de su confronto desa vida democratica e de negare chi in forza cada forma de violenza a nau Zoffili. So in contatto che in su Viminale prosichire sa questione, apprettare e facilitare che in cada misura possibile sas indagines. Soscussizzeri regionale de UPD hanno presentato un'interpellanza su presidente desa regione pro pedire a su ministro de sos interno Salvini declarire sa natura de sos attentaos si sono ligaus a pare e ite che fa che su governo. Eri notte, ma l'increnior di sconnottoso hanno posto fuoco a sa macchina de Matteo Piras, sindico de Cardedu, posteggiata pacutretto de Domosua. In pensu daus allarmi a su locus un usuprio sos pompieri de su distaccamento della Nusè, che però non sono resessioso a salvare sa vettura. Sos pompieri mattesi hanno accertato che su fuoco esti stau posto apposta. A su locu des attentaus un arribauso sos carabinieri desa compagnia de Ierzu che hanno avviato direttus as indagines e pro scoperre chiesti stau e proite l'ha fatto. A susindi questa arribada sa solidariedade de su presidente desa regione Isolinas e de su presidente de su Cussizio regionale Michele Pais. Pais ha sottolineato che sos attentaur fattos eri notte in Cardedu in Durgali non sono dignos de una sociedade civile. So appessamentao pro custos attos criminales che questa volta puru pone in pistichinzius a popolazione e chi è credete in su confronto democratico a tasichiu
pais. Su Consiglio regionale condenna chi in forza cada forma de violenza e a viduzia manna in sar forza dess'ordine chi sono traballande pro scoperrere chi è estistao e proite l'ha fatto. Sa Curesi e sa Kurash, lottas a tradizionale de su Kazakistan e de su Uzbekistan, ex repubblicas asiaticas de Unione Sovietica, arribano a Nugoro che in contentesa manna de sos amantiosor de sas artes marziales e de si strumpa. A promuovere esor duo seminarios o supra custar disciplinas sa polisportiva Gigliotti Team de Nugoro, chi dai Pacu, che in sos atletas Edoardo e Giovanni Gigliotti hanno rappresentato Italia in su Grand Prix de Curesi fatto in Asia centrale. S'appuntamento este pro su 6 de agosto des a ser de 0 in sa palestra desi scola elementare de Vorreddu in Nugoro. Su seminario de Kurash, su primo chi si vachet in Sardegna, per tocca s'arte marziale des Uzbekistan, naschia tremizza a Norfachete, chi in uzbeku quere narrere e crompire s'obiettivo a maniera giusta. Este un'attividade chi si impreata come arte marziale, ma peri pro ispassiare sa gente in sar festas prurmannasa o in soscoiubioso. Sui due seminarios pertoccatas a Curesi, un'antica arte marziale de su Kazakistan, declarata da UNESCO patrimonio culturale e materiale desumanidade. Sono arte marziales e chi s'assimizzano a su judo, a su sambo e a si strumpa. Su seminario sono direttor da su presidente des federazioni italianas dedicadas a custar disciplinas, Vittorio Giorgi, console onorario de Uzbekistan, e da su responsabile tecnico su mastru Massimo Mattioli, chi è interessato a partecipare de pechircare a polisportiva Gigliotti Team Nuoro. Su commissariato de polizia de Saligera e si squadra mobile de sa questura de Tattari hanno fatto un'operazione antidroga che catisperdi una greffa criminale che commerciava e vendia droga in su capo Isusu de sa Sardegna. Su jeep de su tribunale de Tattari affirmau bindichi misuras cautelarese, deche in carcere e chimbe a sor domiciliarese. Desoperazione cominciata a Arbeschenda Custumanzano in tre Saligherese Largius, danno vedau i sintiri di una conferenza prosimprenta fatta in sa questura de Tattari. In tres persones arrestadas un agente de polizia in servizio in su commissariau de Saligera e Corrado Usai, imprenditore de sa nautica, Gianni Canu, disoccupau, risultau de sas indagini di spacciatore de cocaina. Usai e Canu sono implicaus in un'altra operazione mutia Mandingo e procussu a sa eoie l'hanno posto su numene de Rewind. Secondo sos inquirentes, Usai riziviata sa droga de Francesco Porceddu de Castello chi riforniata de cocaina a Tattari. A sos complicer de Porceddus a polizia lo sata virmaus in frevario chi in garrigor de 750 grammor de cocaina. Tutti in uno però Canu e Usai si brigano e tanto Canu decide de chircare un altro fornitore de cocaina, Giuliano Porcu. Sas indagines hanno pertoccau un traffico de droga intre Salighere e sue Casteddu chi in sa droga che arribava da su capo Isusu de sa Sardegna e la vendiana a Minuiu. Una rete ben assentata in su territorio isperdi adesa Polizia de Stato che in sar misura cautelare si eseguì a Custumanzano. Su Consiglio Comunale di Nugoro riuniu e risero ad approvare uno scantos provvedimentos importantes, ma non ha toccato la questione del equilibrio de bilancio, ordine de sadie, ritirao pro mancanza de supparre de sor revisores. Su Consiglio dunque ha approvato a unanimità una delibera supra sus interventos edilizios in su zasse industriale de Pradu, che ha permettere esa minimata de sos onerer de urbanizzazione primaria e secondaria e s'applicazione de su pesu novu supra su gastu documentau de Vravicu. Est uno de esos provvedimentos che s'accattano in su pacchetto Prato Sardo, varau da esecutivo a secur desa proposta des assessora a sas attividades produttivas Eleonora Angeleddu, che in sa punna de favoresser esos investimentos in Pradu. Su sindicu Andrea Sodan a Tadaua e Schire chi tra poco a cominciare esos traballos pro sos svinculo novos desa 131 desa zittade pro su zas industriale. Su Consiglio affinzas approvau che in 14 votos in favore e uno contrario l'istituzione desa agenzia pro superare
sos anneo giovanilese. S'assessora sul servizio sociale Valeria Romagna ta cogliucchi in piacere questo provvedimento sottolineando però che non è vero che in questo anno non hanno fatto nuda prosor giovanos. Che in pacudinare a Nau Romagna amus aperto su trettu prosor giovanos, osservatorio prosubullismo, che in collaborazione importante e qualificata. Come che amus ordinare amus a maniare misura novasa prosor giovanos. Su così zuderisi esti staus ultimo prosu dirigente comunale Vrancorosu chi da oier zubilau a pustisi de 39 anni de servizio. Per aiutare a maniera concreta sos sozios antiviolenza onda rosa de Nugore prospettiva donna de Terranova, che gestini domos amparadas per aiutare sar feminar vittimas de violenza a tornare una vita normale, a Pasca sa sociedade intesa SRL, Sociu Conad, a tacogliudinare vendendo una columba de solidariedade in s'ambito de Savaina un battito d'ali contro la violenza. Per presentare il risultato di questo progetto, questo Manzano ha fatto una conferenza prosimprenta, presentese Luisanna Porcu, responsabile di Onda Rosa, Piera Bisson de Prospettiva Donne e Franco Vois, presidente de Insieme SRL. Su progetto a più risultato orbonoso, cata per toccare un pezzi, s'azienda intesa SRL, Sarbuteca Suasa, in sa provincia di Nugore e Terranova, sordipendentese, ma peri attero sozios e volontarios. Pro dare a biere su buonu coro de sor cittadinos bivini duo salvadanaios in colore rosa che intesa SRL ha consignato a sorduo sozios. Luisanna Porco e Piera Bissona na torrau gracias a tottus cusso schiana traballau che in impinnu pro arribare a questo risultato casudinare l'anno impreare prosor bisonzor fittianos desar feminas che sono vughinde desa violenza, cosa che non si può facere che in su pacu dinare pubblico. Contento umanno Franco Fois puru chi annao comentes iniziativa un battito d'ali contro la violenza permittiti a s'azienda di azzudare medar feminas e medar spizzinnos vittimas di violenza. Su Cussizzo regionale questo Manzana ha approvato a unanimità una mozione di condanna a sos attentato subios in questa horas dai amministratores locales e partidos politicos e chi pediti a su ministro de sos internos de indagare supra sor fattos che hanno scunnortato a Sardegna entregas attentau a sa sede de su PD de Durgali sa macchina de su sindico de Cardedu Matteo Piras a lutta sa littera de Minetta Rizzivia da su vice sindico de San Teodoro Alberto Melinu. Fattor de violenza che non sono una novità de prosa Sardigna, ove sos amministradores locales sono si spisso a Samiria de malincrinios chi meressen una risposta all'estra e compartia di su Cussizzo regionale chi rappresenta su popolo sardu. Sa approvazione a unanimità desa mozione supra sos attor de Minetta contra sos amministradores locales su ta linea ta Michele Pais, presidente di su Cussizzo, mostra chi questa assemblea nacchinona bochemanna cada forma de violenza e si impinna ta fa che stottus as azioni necessarie per imparare su traballo vittiano de sos amministradores locales a servizio desa cittadinanza. Su presidente Pais ha peri ammentau che sa Sardegna è una desa regione d'Italia che ha su numero per mannu de attentaus contra sos amministradores considerando su tanto de sos abitantes. In prusa ha condannau calesisia tattu de Minette e ha espressau solidariedade a sar vittimas e a sar famiglia soro. Questo Manzanu, os agricoltori che hanno piccao parte a sa manifestazione promovia da esa Coldiretti Sardegna, hanno posto us arruches indennantir da esa sede Argea in Casteddus, agenzia regionale che va che teso spaccamento so in agricoltura, prosinzalare su chi è scapitande in sa agricoltura in sa zootecnia sardasa, che non upore de aziendas, costrintas a tancare proneche desa burocrazia e deso ritardos in so spaccamento desos premios comunitarios. Sa Coldiretti Sardegna motivo a protestare sus iscrittos suos pro dare un usinzale claro a sa giunta regionale supra la situazione de medas aziendas agricolas a maniera particolare che erano chi su governo regionale picchet in considerus a questione de sos azudos pro sa sicagna 2017 arribaus pro sos pastores e lassando a codias sos agricoltores in prusus annanghenes o ritardos in sos pagamento de sor milioner de euro de su piano di sviluppo rurale ritardos o chi ponen in pericolo as aziendas chi deppene parare fronte a scadenzias e pagamentos. Su
presidente desa Coldiretti Sardegna Battista Cualbo e su direttore Luca Saba hanno sottolineato che la protesta este contra a una burocrazia inimica desagricoltura e desu pastoriu. Sì che su traballo desor finanzieri del comando provinciale di Nugoro pro iscoperrere sose evasore fiscales. Sor militare desattenenzia de Bosa Marina ni scoperto che un uzzilleri caffetteria desu 2017 non presenta tasa a declarazione desor redditoso e dunque s'accubau a serario du 40.000 de balanzoso e 20.000 de IVA. Sor finanzieri si sono resessiosa e scoperrere evasione facendo un'analisi economico-finanziaria funguda e ponendo pari sos elementos investigativos a in su territorio che in sarban cardatoso desa Guardia di Finanzia. Sor militare Bosano sana per i sanzionau su mere desattividade pro una scantas irregolaridades in materia de legislazione sociale de su traballo. Uno desor dipendentes e di fatti si lupa cavat in contante e custo es proibiu da su 2017. In prusu, considerando esu tanto de su depidu, sor finanzieri hanno proposto a sa direzione regionale des agenzia des intradas di applicare misura cautelares pro garantire sa pretesa erariale. Chi mbicchenta mizza presenzias, uno ziro de dinare de 10 milioni de euro, 32 arbiddas e 2 mizze chi mbichentas impresas chi partecipano. Sono un numero chi contano, menzur de calisi sia tatera cosa, auton in Barbagia, sa vaina de marketing territoriale e plus importante in Sardegna, ideata e organizzata da Esaspen, s'azienda speciale desa Camera de Commercio de Nugoro. In su 2 mizze e de che 9 puru, sa prima vida che ha tapperrere custa Tonzu in Barbagia este bitti su 7 e sotto de capidanne. Su programma completo l'hanno presentato Custumanzano in sintiri di una conferenza a prosimprenta in Casteddu, s'assessore su turismo Gianni Chessa, su presidente desa Camera de Commercio de Nugoro Agostino Cicalò, su direttore generale de Banco de Sardegna Giuseppe Cuccurese. Autunno in Barbagia estesa occasione pro chi arribata dai continente o dai ater orlocoso desi Europa de scoperrere una Sardegna diversa, non pezzi un loco pro colare sarferias in istiu, kin sole, mare e spiaggias. Es occasione pro iscoperrere sosa scusorios culturales, ambientales, enogastronomicos, chisas comunidades desinternu collini kin amore e mostrano a kin braga proprio in questa occasiones. Un viaggio in sa Sardegna prurbera chi a tagalus a radichina su arbene prantadas in su passau. Quest'anno puru Saspen a tasa zudu de regione, Banco de Sardegna, Tiscali e desor vettore marittimo principales. Si pompia mescamente a Solanda, grazie a Sor Voloso, chi sa compagnia Transavia. Dunque si comincia a chi inviti a primor de capidanne per tancare chi norune in Natale. Su percorso de cassa integrazione processata attividade deve prevedere che Contship Italia si che è stata da Cagliari International Container Terminal pro permettere a autorità portuale deve avere un bando internazionale che insazudu del governo nazionale. All'unare resta il segretario generale desa Will Trasporti William Zonca. Pensiamo su chi sia profettoso su percorso proposto dal Ministero del Sviluppo Economico a sa presenza del Ministero des infrastrutturas, desu traballu e desa regione Sardegna, ma siamo convintos che i pezzi di Contship Italia si chessiti da Cagliari International Container Terminal atteros investidores podano abbattire sviluppo e crescita a supporto industriale de Casteddu, nata Zonca. Cosas che a oie Contship Italia non quer garantire fino a sca adatta a biere chi preferiti a simpinnare in Sestero, Tangeri, Cipro e Egitto. Non si può baiulare chi pro attuare la procedura de cassa integrazione estata de su governo Contship Italia non si chiede appiccare in garrigo un gasto sociale de pacu contu a pustisi di su chi appiccau dai su territorio e dai su mercau in so 6 cannos chi ata traballau in Casteddu che enza aere mai investiu in su Porto Sardu, anzi si facende che le sire de su mercato internazionale. Il trasporti, concluiti Zonca, pensata chi custu sia ta s'unico percorso de trabicare pro evitare sul licenziamento e tornare a ponere in motu su Porto Canale.
Sa dei 32 edizione de su Calagonone Jazz Festival che sta accabada. Quest'anno puru, su festival, este resissio a ispantare sos amantiosor de musica che interdier de concertos e spettaculos de livello artumeda. E in tutto questos annos, su soziu l'intermezzo de Nugoro è resissio a fa che esibire medar des ormenzus interpretes de sa musica jazz chi oramai, in Sardegna puru, podete vantare un upore de amantiosos. A su grandu livellu de sa musica s'annanghete sa bellese e si spantu de sos loccos ube vacane sos concertos, sa grutta de su Bricu de Mare, s'acquariu de Calagonone, sa passizada de Palmasera ube han avattu sa vida de su jazz e sos concertos de assero. Quest'anno puru sa musica jazz è andata a brazzette che in sos produttos enogastronomicos de su territoriu pro lu promovere. Intre sos concertos chi han avattu in sa grutta de su Bricu Marinu mentovamus su duo bocche e chitarra de Elina Duni e Rob Luft. Sa cantante de Tirana ha cantau branor de musica balcanica e tradizione albanesa chi va vedana de amore, dispidia e partenzia. Sa padusero in sa vida de su jazz si sono esibioso Moses Concas e Andrea Cubeddu e in prusu de Alan Harris Band. Oramai si può narrare che sa 32 edizione de su Calagonone Jazz Festival este una manifestazione musicale che non ha nulla da invidiare a cussas prusconnottas a livello internazionale. Un appello a sos imprenditori nugoresos pro aiutare SHC Nugoro a piccare parte a sa serie A1 de pallamano femminile. Sas atletas nugoresas han meritau su campionau ca sono arribadas a sar finale nazionales a pustir de a espoderau su girone issoro de serie A2. All'uvachere sa sociedade, chi pezzi s'ultimannu pote bantare duas promoziones, 3 finales nazionales giovaniles e 3 atletas nugoresas in nazionale. SHC Club Nuoro promoviu da Pacua sa serie A1 de pallamano femminile come ha bisogno desazzudu desazità de sua. Su direttore tecnico Roberto De Iana nata chi pro affrontare sa prima divisione de pallamano nazionale bicherete dinare meda e su chi costata de prusu su un'usas trasfertasa. Considerando A1 femminile, A2 maschile, Youth League, Coppa Italia e ispareggioso, amusate per fa che era su mancu bitti battoro trasfertasa su ta linea de Iana. Facendo so scontos biccherena su mancu 80.000 euro un tanto chi pro ogni squadra che a sa nostra no er pacu. In prusus annanche ne so ritardoso de su contributo regionale pro si stagione passata chi si anda bene a arrivare in Sant'Ugabine. Troppo tardu, nata de Iana, sosindicusoddu in occasione de un addobbio vattu pro festeggiare un anno prenu de risultato de primore, a ta assicuraus in pinnu suo che in s'assessorau regionale a Sport e pro accattare un sponsor e noisi semusu isettande chi ni spera manna.